Ci sono i dati Istat a dirci che in Italia si fanno sempre meno figli e a confermarlo ogni anno con la chiusura delle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie il numero sempre più basso di bambini che si apprestano ad iniziare il percorso scolastico. Anche per l'anno 2019-2020 gli iscritti alle scuole elementari sono in calo e in alcuni istituti di Treviso non sarà possibile formare le classi prime perché non si è raggiunto il numero previsto dal Ministero di 15 alunni. È il caso ad esempio delle Masaccio, dove per il prossimo anno scolastico le sezioni inizieranno dalla seconda. La geografia è cambiata, come diceva lei, la Masaccio non parte nessuna prima perché gli iscritti si sono ridotti a poco più di 10. La diminuzione c'è solamente che geograficamente Treviso e le scuole del centro sono una calamita per il trasporto dei ragazzi e per raggiungere il posto di lavoro. E quindi facciamo meno testo forse nel centro storico rispetto all'esterno, però la diminuzione c'è. Situazione simile alle Tommaseo, anche qui niente prima il prossimo anno scolastico. Domani il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Felicent incontrerà i genitori per informarli, genitori che dovranno spostare i propri figli in altri istituti. Secondo l'assessore regionale Donazzana è necessaria un'inversione di tendenza, agendo su due fronti. Noi stessi a far più figli. Le amministrazioni a non pensare oggi che tutto si debba fare nella costruzione di grandi scuole. Oggi forse bisogna ristrutturare quelle piccole e fare in modo che gli insegnanti abbiano anche la possibilità di fare un percorso formativo diverso da quello che abbiamo avuto fino ad ora.